Sono 8 anni di Università degli Orti, 8 anni in cui proponiamo degli approfondimenti didattici e culturali sul tema dell'orto come opportunità per capire l'ambiente che ci circonda, la difficoltà del rapporto con la terra e una consapevolezza diversa del nostro rapporto con il cibo. È il nostro modo, diverso da tutti gli altri, di fare educazione ambientale per gli adulti. Abbiamo scelto questo argomento per approfondire tutti questi temi in modo tale che abbiano anche un risvolto molto pratico e molto concreto. Mantova non è una grande città, non abbiamo la necessità di vedere il verde come un milanese, però lo stesso il rapporto tra il consumatore e il produttore è lontano e questo genere di iniziative riavvicina un po' le cose e fa capire anche cosa vuol dire avere nel piatto qualcosa da mangiare. Stasera, a differenza degli altri anni, siamo partiti subito con un ospite e con una lezione iniziale. È stato con noi Paolo Barilla di Hortantig che da anni seleziona e sceglie e conserva varietà di semi particolari, di ortaggi particolari, di piccoli frutti e ci ha spiegato in modo molto pratico ma anche molto approfondito cosa significa partire da esemplari che mantengono al loro interno tutta la storia della pianta senza alterazioni e senza impoverimenti. Comunque una varietà selvatica, una varietà che deriva da varietà selvatiche, di solito ha un potere molto maggiore sia di adattabilità, sia di resistenza alle malattie, sia come vigore genetico. Sono piante che anche in stagioni bruttissime comunque riescono a dare un po' di risultati, mentre invece gli ibridi moderni, quando sono fuori dalle classiche condizioni per cui sono stati creati, hanno dei risultati pessimi. E quindi è tutta una serie di cose. Io mi occupo di recupero di biodiversità, sono di Colorno e mi sono selezionato nell'arco di questi anni circa 270 varietà di ortaggi e frutti minori antichi, selezionati in giro per tutte le associazioni di biodiversità del mondo, li provo a coltivare a Colorno, quello che si adatta, viene bene, produce, lo metto in catalogo. Quasi tutte le varietà antiche sono varietà che derivano dal selvatico, quindi hanno valori nutritivi, vitaminici, organolettici molto più alti rispetto alle varietà moderne che si trovano in commercio derivanti da ibridi. Io consiglio di ricercare delle varietà antiche particolari da coltivare, vedere quale si adatta meglio nel proprio terreno e poi riprodurre i semi di quelli che ci piacciono di più per avere la nostra piccola selezione di varietà.